Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 19 aprile, sono le 7:31. Buongiorno anche a Federico Borsari, che ringrazio e saluto per la precisione tecnica di là dal non vetro in regia, e vi ricordo il sito di radiolibertà.net, così come la pagina Facebook di Radio Libertà. Trovate tutto ciò che va in onda nel corso della la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Siamo veloci perché alle 8 avremo un focus, credo, molto interessante con il colonnello Carlo Calcagni, che dal 2002 fa i conti con l'intossicazione pesantissima da uranio impoverito, che risale al 1996, la missione in Bosnia e nell'ex Jugoslavia. Ce lo racconterà lui, perché da lì in avanti ha fatto una vita d'inferno. Ha 55 anni quest'anno quest'uomo, e una vita devastata da quell'esperienza, altro che usare i proiettili all'uranio impoverito. Come si è vociferato in questi giorni, come più che si è vociferato, la Gran Bretagna li ha mandati in Ucraina, mentre più figli e donne al lavoro, la ricetta italiana di Meloni è il titolo d'apertura dell'agenzia ANSA di stamani, il via al Salone del Mobile. La settimana del Salone del Mobile di Milano, inaugurata dal Premier Giorgia Meloni. In arrivo una legge quadro, ha detto Meloni, per difendere il Made in Italy. Nelle prossime settimane faremo un collegato alla manovra. Più figli e più donne al lavoro. La ricetta italiana di Giorgia Meloni. Il secondo titolo ci porta negli Stati Uniti. Fox, la rete televisiva, evita il processo e patteggia sul voto del 2020. Fox pagherà 787 milioni di dollari per patteggiare con Dominion Voting Systems, che l'aveva accusata di diffamazione per le teorie sulle elezioni rubate nel 2020. Lo afferma la stessa società Dominion, sottolineando che la Fox ha ammesso di avere mentito su Dominion. Evita il processo la rete televisiva e patteggia sul voto del 2020. La Corte Costituzionale italiana invece apre la via per lo sconto di pena a Cospito. La Corte Costituzionale fa cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'Assise d'Appello di Torino a condannare Cospito necessariamente all'ergastolo per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano. Facendo cadere questa norma si apre la via per lo sconto di pena al Cospito. Primo piano ancora sull'agenzia ANSA, poi la Champions League, Napoli-Milan 1-1, i rossoneri sono in semifinale. Catturata in Trentino l'orsa JJ4, era con 3 cuccioli, ora liberi. Il TAR rigetta la richiesta per anticipare il parere sull'abbattimento dell'animale, sul quale, come vedremo, Vittorio Feltri scrive un bel pezzo oggi su Libero in prima pagina, contro l'abbattimento dell'animale. Uccisa la madre di Donato, famoso influencer su TikTok, in Campania, fermata una vicina di casa. E ancora, sbaglia l'indirizzo dell'amico, ventenne uccisa a fucilate, questa volta nello stato di New York, l'avrete già letto senz'altro. Un ragazzo afroamericano lunedì era stato ferito, un altro caso, per aver confuso la porta alla quale aveva suonato. Mattarella, ad Auschwitz crimine senza oblio né perdono, ha detto il Presidente della Repubblica in Polonia. E poi un gruppo afroamericano accusato di lavorare con Mosca. Avrebbero cercato di influenzare le elezioni locali e nazionali, rischiano fino a 10 anni di carcere, scrive l'agenzia ANSA in primissimo piano. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato il fondatore e 3 membri di un gruppo nazionalista afroamericano per avere collaborato con i servizi di intelligence russi nel tentativo di influenzare le elezioni americane locali nel 17 e nel 19 e quelle nazionali di cui parlavamo poco fa per il caso Fox nel 2020. Si tratta di Omali Yeshitela, fondatore dell'African People's Socialist Party e del movimento Uhuru, e altri 3 membri del partito, sospettati di aver prestato servizio come agenti della Russia.
i neri al servizio di Putin, mettiamola sinteticamente così. No alla sostituzione etnica è la frase del giorno, talché Repubblica, il quotidiano La Repubblica, apre oggi con la difesa della razza, niente meno. No alla sostituzione, con riferimento ovviamente alla testata fascista, no alla sostituzione etnica, ed è polemica sul ministro Lollobrigida. Dice Elly Schlein, che peraltro è stata ottimamente nell'attico di Claudio Baglioni insieme a tanti altri VIP romani l'altra sera, parole disgustose dal sapore suprematista. Meloni e il governo prendano le distanze, chiede la segretaria del Partito Democratico. Anche Calenda osserva c'è una pericolosa involuzione. La sostituzione etnica non si può dire. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, l'Unione Europea apre sui migranti, valutiamo più fondi per l'Italia, scusate se rido, i crediti del super bonus invece saranno ripartiti in 10 anni da maggio. L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata, la norma vale anche su sisma bonus e barriere. Bombe sul mercato di Kherson subito dopo la visita di Putin, che ha incontrato i militari e ascoltato i rapporti dei comandanti. E infine lutto per Roberto Vecchioni, è morto il figlio Arrigo, soffriva di sclerosi multipla, era il terzo del cantante, si è spento dopo tanto dolore, ha fatto sapere lo stesso Roberto Vecchioni. La foto creata con l'intelligenza artificiale vince un premio, ma l'autore lo rifiuta, scrive ancora l'agenzia ANSA, abbiamo visto la notizia ieri. Intanto adesso diamo un'occhiata anche, c'è una bella notizia del giorno naturalmente, ovvero la difesa della razza. Il ministro Lollobrigida. Di lavorare e di avere una famiglia, il modo di sostenere le giovani coppie per trovare occupazione, il modo di informazione, tutti i leggi fondati perché la crescita demografica viaggiare in parallelo su una migliore assistenza anche all'interno del nostro territorio nazionale. Le regioni dove c'è meno welfare vedono il calo demografico molto più importante rispetto alle altre. Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Io ritengo, e tocco questo tema, l'immigrazione è un fatto naturale, fisiologico. Sono nipote di un immigrante e mi guardo bene da pensare che l'immigrazione e quindi l'immigrazione sia un problema. Anzi, diventano un'opportunità di crescita per una nazione. Se ci sono richieste di forza lavoro, quando hai esaurito la domanda interna, ti devi dotare di forza lavoro anche che venga da altre nazioni. Però bisogna chiarire che il primo nemico dell'immigrazione regolare, fatta attraverso flussi organizzati, si chiama immigrazione illegale e clandestina. Ed è una strada che è stata finora percorsa e che in questi anni lo hanno a cambiare. Come? Cercando di arginare i flussi primari, meno immigrazione clandestina ed illegale, più flussi regolari organizzati su base triennale, in cui le persone che arrivano possano essere integrate anche grazie ad accordi bilaterali o multilaterali con le nazioni di provenienza, che ti chiedono di poter formare le persone che vengono qui per lavorare, per costruire, magari per diventare italiani. Così il ministro Lollobrigida, e che avrà detto mai, aiutare le nascite ed evitare la sostituzione etnica. Apriti cielo, la difesa della razza. Vediamo fare un po' di gossip perché poi la giornata si fa molto pesante. Matteo Salvini fotografato nelle strade del centro storico di Roma a bordo della supercar dell'editore, imprenditore parlamentare della Lega Antonio Angelucci, una Ferrari SF90, la più potente mai costruita a Maranello, 1000 cavalli, 340 chilometri all'ora. I due, dopo aver pranzato in compagnia della fidanzata del leader della Lega Francesca Verdini, hanno fatto un giro a bordo della Rossa nei pressi di Montecitorio, tra gli sguardi incuriositi di passanti e ciclisti. Che invidia terribile! Mentre Matteo Salvini esulta così per il suo Milan. Sì, 8 chilometri di tapirulan per uno che non fa mai niente come me, perché lì dietro sono passati i ragazzi, si va in semifinale, sì. E questo è Matteo Salvini sul tapirulan,
che festeggia il Milan in semifinale di Champions League. A dire fantastico è poco, mentre Pascale Real Estate, di chi stiamo parlando? Di Francesca Pascale, l'ex compagna, poi divenuta compagna, di una cantante compagna, e non è un gioco di parole, l'ex compagna di Silvio Berlusconi, che ha dato vita alla Futura Luxury Home, società a responsabilità limitata, una società immobiliare con sede a Milano di cui ella è l'unica socia. L'azienda si occuperà di acquisto, vendita, permuta, costruzione e ristrutturazione immobili e potrà esercitare anche l'attività di casa vacanze. Del resto, scrive Dagospia, anche grazie a nonno Silvio, l'ex Calippa, indimenticabile la sua performance in un ballo con il Calippo, ha un ricco patrimonio nel mattone. Ha fatto benone a dar vita a un immobiliare, soprattutto a Milano. Nel frattempo, venendo alle cose invece ridicole, quelle importanti le abbiamo già elencate, tra le cose ridicole se ne occupa di una Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. È stata approvata la riforma ETS, dall'Unione Europea una nuova mazzata green, arrivano anche le accise climatiche, il sistema diabolico delle quote di anidride carbonica, CO2, esteso anche a trasporti e case, rincari imprevedibili, un attacco concentrico alla classe media, scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. Avevano appena incassato il bando dei motori a benzina e diesel dal 35 e ieri è avviata la trattativa finale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europeo che condurrà in un modo o nell'altro in porto anche la direttiva sugli immobili green. Quindi, amiche e amici all'ascolto, se siete proprietari di casa, mettete mano al portafoglio perché va resa la vostra casa green, sostenibile. 30, 40, 50 mila euro metteteli da parte per fare i lavori entro il 2030, ma sapevamo che non si sarebbero fermati qui, scrive Punzi. Ieri, infatti, il Parlamento europeo ha approvato un'altra raffica di norme che fanno parte del pacchetto Fit for 55, l'agenda climatica dell'Unione Europea per ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55%, 55, entro il 2030 rispetto ai livelli del 90. Ulteriori misure tra cui la riforma dell'ETS, significa Emissions Trading Scheme, cioè lo schema di commercio delle emissioni di anidride carbonica di scambio, che rischiano di avere un impatto pesantissimo sulle nostre vite e forse persino maggiore, certamente più ravvicinato, sia del bando dei motori endotermici che della direttiva sulle case green. Il resto ve lo spiega Federico Punzi sulla pagina homepage di Atlantico Quotidiano. Sulla questione invece dell'immigrazione vi segnalo l'articolo della professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana. Protezione speciale, la sinistra pro migranti purché irregolari. Meloni intende eliminare la concessione introdotta nel 2018 da Salvini e allora criticata dai fautori dell'immigrazione selvaggia. Gli stessi che oggi ne temono l'abolizione perché miravano a trasformarla da misura d'eccezione a via libera incontrollato. E sempre sulla nuova bussola quotidiana, già che ci siamo, c'è un bell'articolo di Lorenzo Formicola che recupera un punto di vista, quello del filosofo e islamologo francese Rémy Brague, su cos'è l'Islam e cos'è il cattolicesimo e i falsi paralleli fra le due religioni. Qual è lo scopo dell'Islam? Quali le somiglianze e le differenze con l'islamismo rispetto al cattolicesimo? Qual è l'origine del termine islamofobia? Perché la Sharia cozza con la tradizione giuridica europea e il parallelismo col cattolicesimo non regge. Un'intervista al filosofo Rémy Brague, autore del libro sull'Islam. Ma cosa volete che siano tutte ste robe? L'Italia ha delle priorità chiare, è il paese del magna magna, l'agenzia ANSA ripresa da Dagospia. Volete sapere qual è la priorità degli italiani in assoluto? Sondaggione. Per il 93% la priorità assoluta nella vita è mangiare e bere in compagnia. Allegria, avrebbe detto Mike Mongiorno. Il settore alimentare della ristorazione è anche il fulcro del nostro settore turistico, incide per il 5,6% sul PIL. Facciamoci due risate, ma di quelle sane, perché se gli italiani pensano a mangiare e bere, c'era un italiano anomalo, in quanto anche milanese, ovvero Marcello Marchesi, che è stato un genio assoluto. Nacque nel 12, morì nel 78 del secolo scorso.
Ha scritto 4.000 caroselli, è stato autore di battute fantastiche, senza tempo, per esempio questa: Dio, dammi un assegno della tua presenza. Il genio senza tempo di Marcello Marchesi, inventore dimenticato purtroppo, scrive Dago Spia riprendendo un articolo di Robinson, La Repubblica. Autore di 4.000 caroselli, inventore dimenticato di battute disseminate tra commedie, film e pubblicità. Da Ogni limite a una pazienza di Totò, la inventò lui, a Con quella bocca lei può dire ciò che vuole, la celeberrima pubblicità. I suoi ritratti di personaggi famosi sono strepitosi. Marcello Mastroianni lo ribattezzò Marlon Blando, Gina Lollobrigida il petto atlantico, Aldo Moro il dottor Divago. Ma insomma, uno veramente in gamba. Mentre, per tornare alle cose che non contano, di poco peso, Leone Grotti ci racconta su tempi.it dell'Olanda dove si è sdoganata l'eutanasia dei bambini. Theo Bauer, docente universitario, ex sostenitore della legge sull'eutanasia, dice: non credevo saremmo arrivati a tanto. Oggi è membro della commissione di controllo, anzi è stato membro della commissione di controllo sull'eutanasia per 9 anni, e oggi questo professore universitario olandese, che pure sosteneva la legge sull'eutanasia, denuncia la deriva che si sta prendendo in Olanda, dove oggi uccidere è diventato normale, dice il professor Bauer. Ecco perché dico a tutti: non approvate l'eutanasia. Il pezzo lo trovate ottimo, veramente, su tempi.it a firma di Leone Grotti. Caterina Gioielli invece si occupa di uomini e orsi, parlando con Massimiliano Filippi, fondatore di Ferder Fauna. Lupi, gazze e natura da gestire, potare le piante perché diano frutto, ridurre gli animali quando rappresentano un danno. La convivenza uomo-animale si fonda sull'ingegno dell'uomo, non sulla espropriazione dell'uomo dalle montagne. Se vuole una risposta di pancia, le dico cosa farei io. Catturerei l'orsa e la porterei nel giardino dei giudici del TAR di Trento e degli animalisti che ne hanno sospeso l'abbattimento. È innocua? La accudiscano loro. Se invece vuole una risposta basata sui dati di fatto, cioè sui paesi in cui uomo e orso coesistono da sempre, la parola d'ordine è una sola: gestione. La convivenza si fonda sull'ingegno dell'uomo e non sulla sua espropriazione dalle montagne, dice Massimiliano Filippi, di Federfauna, vicepresidente dell'associazione Cultura Rurale. E poi il resto della chiacchierata interessantissima su tempi.it. Così come su Tempi torniamo a Leone Grotti: i cristiani in Nigeria stanno diventando una specie in via di estinzione. Leone Grotti, coi soldi dei lettori, ha fatto un bellissimo reportage dalla Nigeria per Tempi.it. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, in un villaggio dello stato di Kaduna, un gruppo di pastori fulani musulmani ha massacrato 33 cristiani. Solo nei primi mesi del 2023 almeno 1041 fedeli sono stati uccisi. E sempre da Tempi vi segnalo anche un altro articolo del direttore Emanuele Boffi: uscire dalla scuola del 68, i contributi del ministro Valditara e dell'esperto Bertagna per lettera 150 e per non essere costretti a trangugiare la solita minestra scotta. La questione dell'istruzione. Pagina degli esteri, avanti.it, c'è un bel pezzo di Emanuele Quarta dall'Australia. Il governo ha mentito sul riscaldamento globale con misurazioni farlocche. In Australia sta esplodendo. Quella questione non è di lana caprina, non è solo di discussioni generali, perché implica appunto anche corposi investimenti ed è una questione economica. Pensate che in virtù di questi discorsi, appunto, l'Europa ci fa mettere a posto le case, ci sono le emissioni di anidride carbonica da controllare, gli ETS nuovi, insomma sono fior di soldi, 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 questo è il discorso. In Australia sta esplodendo uno scandalo intorno alle misurazioni delle temperature nelle stazioni meteorologiche di tutto il paese. Il Dipartimento governativo australiano che si occupa di clima e temperature, il Bureau of Meteorology, ha pubblicato i risultati di misurazioni termiche, sottolineando un aumento della temperatura di 0,7 gradi dal 95 ad oggi. La notizia ha scatenato domande e dubbi tra gli scettici, soprattutto tra chi di clima e temperatura ne capisce, come il fratello di Romano Prodi, Franco Prodi, che non parla più di tanto, però
È stato molto chiaro nel tempo con la questione climatica. Dunque sono dubbi e domande che provengono anche dal mondo scientifico e in sostanza il governo ha mentito, si è scoperto sul riscaldamento globale con misurazioni false. Nel frattempo da Wired.it, ve la segnalo al volo, Elon Musk criticava ChatGPT perché vuole lanciare la sua società. Dunque è chiaro il motivo per cui criticava gli altri, perché vuole lanciare la sua. Tra l'altro lui aveva contribuito all'inizio a far nascere OpenAI, che è la società che gestisce ChatGPT. Elon Musk vuole creare la sua intelligenza artificiale, si chiamerà Truth, come quella di Donald Trump, Truth GPT. Il fondatore di Tesla vuole fare concorrenza a ChatGPT e addestrare la sua intelligenza artificiale a comprendere la natura dell'universo. Brevi cenni sull'universo. Sempre a proposito di Elon Musk, il governo aveva pieno accesso a Twitter, mentre ChatGPT è istruita a mentire. Questo è il pezzo di Marco Ugo Barsotti su Atlantico Quotidiano. Elon Musk ha dichiarato che le agenzie governative avevano accesso totale a Twitter, messaggi privati inclusi. Adesso vuole lanciare Truth GPT contro Microsoft e contro Google. Il settore dell'intelligenza artificiale sicuramente avrà uno sviluppo stratosferico. Nel frattempo in Finlandia, torniamo a Wired.it, è partito il più grande reattore nucleare d'Europa. È partita la produzione di energia nucleare da parte del reattore Olkiluoto 3, il terzo sull'omonima isola scandinava. È il più grande reattore nucleare d'Europa. Gli Stati Uniti invece, scrive scenarieconomici.it, finanziano la Polonia per comprare reattori nucleari americani. Gli Stati Uniti finanziano la Polonia, ma per comprare prodotti americani o riconducibili a società statunitensi. I reattori nucleari in questo caso. A proposito degli Stati Uniti, sempre su scenari economici, Robert Kennedy Jr. annuncerà presto la sua candidatura fra i democratici. Si seminerà il panico, prevede Scenari economici con Guido Dall'Andriano. Una notizia porterà allo scompiglio tra le fila del Partito Democratico americano. Appare certo che Robert Kennedy Jr. si presenterà come candidato alle primarie del Partito Democratico. Nel frattempo, a proposito di americani, Gazprom Bank incrementa i propri collegamenti con le banche indiane per pagamenti in rubli e rupie. Gli scambi commerciali tra India e Russia hanno subito un notevole impulso da quando l'Occidente ha imposto le sanzioni alla Russia per l'invasione in Ucraina. Adesso Gazprom Bank si appresta a incrementare i propri collegamenti con le banche indiane per pagamenti appunto in rubli russi e in rupie indiane, cioè nella moneta indiana, sempre per aggirare il dollaro. Nel frattempo, ancora da Wired, è morto Elserino Piol, a proposito di mondo delle tecnologie, l'uomo che intuì per Olivetti il futuro di Apple. Manager di lungo corso nel campo dell'elettronica, è stato il padre del venture capital italiano dopo una serie di missioni nella Silicon Valley. Aveva capito che Apple sarebbe diventata qualcosa di grande, Elserino Piol. L'allora manager di Olivetti è morto ieri a Milano a 91 anni. Aveva portato il suo capo, Carlo De Benedetti, a conoscere Steve Jobs e Steve Wozniak nel garage di Cupertino. Mentre andiamo a vedere rapidamente il quotidiano di Sicilia, procediamo un po' così rapsodicamente stamani. Le prime pagine oggi ve le risparmio perché non c'è niente di che. Andiamo invece a qualche articolo più interessante tra quelli di oggi, successivamente, tra poco. La carne coltivata è un'alternativa o una minaccia? Ci sono due belle pagine del quotidiano di Sicilia su questo tema. Siamo a pagina 6 e a pagina 7, l'inchiesta del giorno. Il governo vuol mettere al bando la produzione e commercializzazione della carne in vitro creata a partire da cellule animali. Ma molti paesi hanno già deciso di puntarci e anche in Italia la ricerca avanza. Per gli esperti è sicura, per Coldiretti non può sostituire i nostri prodotti IGP. C'è anche un'intervista per le amministrative a Catania a Giancarlo Cancelleri, ex numero 1 del Movimento 5 Stelle in Sicilia, che dice: da Giuseppe Conte è arrivato un veto inspiegabile, lascio il Movimento 5 Stelle, nessuno si è degnato fra i miei colleghi grillini di una telefonata. E questo era il capo dei 5 Stelle in Sicilia che se ne va. Mentre sempre dal primo piano della testata fondata e diretta da Carlo Alberto Tregua, quotidiano di Sicilia, bonus 350 euro ai senza partita IVA, a pagina 4 le istruzioni per
come richiederlo. Per la questione della carne artificiale, intanto l'inflazione rallenta ma la spesa resta una mazzata. Per la questione della carne coltivata in laboratorio, più che artificiale, perché è scorretto definirla così, una minaccia, una possibile alternativa per i consumatori è la domanda che si pone il Quotidiano di Sicilia. Il governo ha presentato un disegno di legge per vietare la produzione e commercializzazione della cosiddetta carne in vitro, su cui invece alcuni paesi europei stanno investendo e che viene già consumata a Singapore. Ne parliamo con alcuni esperti. Tra gli esperti che interpella il Quotidiano di Sicilia c'è, per esempio, il professor Luciano Conti, Dipartimento di Biologia Cellulare dell'Università di Trento. È un prodotto generato in ambienti senza contaminazione. L'obiettivo della ricerca è portare le proteine della carne nei paesi in cui non è presente, dice il professor Conti del Dipartimento Biologia Cellulare dell'Università di Trento. Ed è un'intervista molto interessante, così come quella che c'è a pagina 7 del Quotidiano di Sicilia a Dario Bressanini, docente di chimica dell'Università dell'Insubria, molto conosciuto sui social, ha scritto anche libri che sono stati molto letti sui miti alimentari e affini. Sui social svolge attività divulgativa per ciò che concerne la scienza e l'alimentazione e le fake news. Il Quotidiano di Sicilia intervista Bressanini per capire quante delle informazioni che circolano sulla carne cosiddetta sintetica, in realtà si dovrebbe dire colturata o coltivata, siano improprie. Intanto l'uso delle parole carne sintetica o colturata. Carne colturata, spiega il professor Bressanini, è la definizione giusta, è un errore fatto in maniera consapevole per incutere timore e ansia nel consumatore. In realtà si tratta della medesima procedura che si usa quando coltiviamo, anche se non si usa questo termine, yogurt o lievito di birra per farli crescere. Per spiegarci meglio, ci sono cellule prelevate da un animale, quindi non create in laboratorio. Vengono fatte crescere e moltiplicare. È un'operazione che già si fa da tantissimo tempo, spiega Bressanini. La coltura delle cellule animali è anche quella che ci permette di replicare la pelle, che si usa nei trapianti, per esempio, con un livello tale di garanzie e sicurezza della procedura, tanto da inserirla nel corpo umano. La sfida qui è cercare di riuscire a ottenere consistenza e sapore cui siamo abituati con la carne derivante dalla macellazione. Siamo in sostanza in presenza di una delle prime applicazioni concrete di un lungo viaggio sperimentale. L'idea di riuscire a produrre in un bioreattore su scala industriale cibo animale senza dover uccidere gli animali è di qualche tempo fa. Sembra che adesso si sia molto vicini al risultato. Esistono già diverse start-up che stanno pensando di colturare il pesce, le uova, prodotti animali che potranno in futuro non prossimo sostituire quelli che usiamo oggi. Poi non sappiamo se decideranno di produrre cibi costosi come l'aragosta, ma una cosa è certa: quando una tecnologia viene sviluppata non è più possibile tornare indietro, quindi ci conviene prepararci. Quanto alla clonazione della pecora Dolly nel 96, quella è un'altra cosa. La maggior parte dei consumatori, peraltro, non sa che da diversi decenni si utilizzano tecniche di clonazione negli allevamenti. Sono clonati campioni di toro per fecondare e ottenere vitelli con determinate caratteristiche. Già oggi mangiamo, senza saperlo, animali che sono stati clonati. Perché non lo sappiamo? Perché in realtà non c'è alcun motivo. Sarebbe come voler sapere il nome del vitello da cui proviene la carne che stiamo comprando. Il processo non ha alcun problema sanitario né etico. Quello della clonazione a fini di produzione alimentare è l'esempio di una tecnica che è già passata in sordina, mentre quella di cui stiamo parlando sta colpendo molto di più l'immaginario delle persone. Dal punto di vista etico e sociale, potrebbe essere questo uno degli strumenti con cui possiamo dare cibo di qualità senza uccidere animali a quella parte del mondo che ha problemi di fame? Dal punto di vista etico, spiega il professor Dario Bressanini a pagina 7 del Quotidiano di Sicilia, dal punto di vista etico si tratta di un grande avanzamento. Riusciremo a produrre cibo senza uccidere animali. Non credo, almeno per molto tempo, che questo si possa ripercuotere su paesi che soffrono di sicurezza alimentare, di food security, paesi che non riescono a produrre cibo sufficiente per la loro popolazione, anche perché servono apparati tecnologici
che nei paesi con allevamenti estensivi poco efficienti non esistono. Quando questi prodotti arriveranno sul mercato saranno solo per paesi industrializzati, con cittadini che vogliono ridurre l'impatto ambientale degli allevamenti di bovini e ruminanti, che è molto elevato. Da questo deriverebbe l'avanzamento etico. La polemica di queste settimane, conclude Bressanini, indica che una parte della popolazione si sente minacciata da questa tecnologia. Il fatto che si possa utilizzare il risultato di questa tecnologia, la carne colturata, sicuramente può aumentare la consapevolezza dei sapiens. Sono processi sociali molto lenti. La tecnologia non può cambiare la testa delle persone da un giorno all'altro. Rimane il fatto che la presenza di questa possibilità sarà molto utile. Questo è il focus sul Quotidiano di Sicilia.